Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Forza Napoli! Per le implicazioni del campionato, della salvezza, una giornata molto delicata. È la cosa più importante dell'anno? No, mancano 4 partite a tutti. Forse non è la più importante né per noi né per loro, ma è sicuramente importante per entrambe le squadre, per i loro obiettivi. Ha variato, ha provato quasi tutti i moduli, ma la squadra ha dimostrato continuità nell'ultimo periodo. È tempo di cambiare? In caso di emergenza troviamo sempre la formula giusta. All'inizio forse non è stata quella giusta. Con Monza siamo partiti in un modo e siamo finiti in un altro. Non esistono formule infallibili. So bene che tutto dipende dal risultato. Se vinci, hai scelto la formula giusta, ma questa non è quella giusta. Abbiamo cercato di fare di necessità virtù, schierando i giocatori migliori per continuare a fare quello che abbiamo fatto nel periodo precedente. Non abbiamo cambiato molto, abbiamo trovato delle soluzioni, ma l'idea, il gioco e l'applicazione sono rimasti. Altrimenti non avremmo questi numeri e questa migliore difesa dell'Europa se non ci fossero studio e lavoro. Ritorna a Lecce, dove ha iniziato la sua carriera professionistica. Come vive Conte questo ritorno? È sempre una partita diversa dalle altre. Sono nato lì, sono diventato uomo a Lecce e quindi niente e nessuno può cambiare i sentimenti che provo per Lecce e per i leccesi, qualunque cosa si pensi o si dica. Questo sentimento mi legherà per il resto della mia vita, anche se vivo a Torino, i miei genitori e la mia casa sono a Lecce. Nell'anno sabbatico ho vissuto molto lì. È una città bellissima, ho degli amici, ma è sicuramente una partita diversa perché sono cresciuto in quello stadio, in quella squadra, prima di andarmene. Lascia un like al video e iscriviti al canale così che YouTube possa avvisarti dei prossimi video. Continua. E ogni momento sarà quello giusto per ricordare cosa è stato Graziano Fiorita per Lecce, per il mondo leccese. È giusto rivolgere un abbraccio speciale alla famiglia di Graziano, ha detto Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli. Siamo tutti vicini alla famiglia e rinnoviamo le nostre condoglianze. Ci manca anche Graziano. Era un punto di riferimento per tutti, non solo in sala operatoria. La gente diceva quello che Graziano era. E ora l'attenzione deve ricadere sulla partita contro il Napoli, in uno stadio, il Via del Mare, che ricorderà ancora la figura del suo gigante e tutto quello che è successo dopo la decisione di rinviare la partita di sole 48 ore. Il Napoli è una squadra forte, guidata da un allenatore forte. Il Lecce dovrà fare la sua partita. A 4 giorni dalla fine, la lotta per la retrocessione è serrata e sembra che ci siano 3 squadre in lizza. In serata, il Venezia giocherà contro il Torino. Nessuno mi spaventa, aggiunge Giampaolo. Dobbiamo pensare a modo nostro, è molto difficile. Niente calcoli, pensiamo alla nostra partita e non a quella degli altri. Pensiamo a fare la nostra partita. Contro il Napoli Giampaolo recupererà Krstovic e Berisha, squalificati. Il montenegrino sarà sicuramente in campo dal primo minuto. Ci sarà anche Rebic, che si sta riprendendo dall'influenza. Il tecnico giallorosso non svela quali saranno le mosse contro il Napoli. Tra i convocati ci sarà anche Nicola Sansone. Il calciatore, rimasto fuori dal progetto tecnico, è stato reintegrato nel gruppo, inserito nella lista degli over 22 al posto di Gabi Gian. Non vogliamo lasciare Giampaolo senza niente in questa corsa alla salvezza. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Sei sicuro che il Napoli vincerà? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!